Comitato Baruno del Comitato Pietro Micca. Perfetto. Allora, il Comitato Pietro Micca si è riunito e vuole denunciare il fatto che il progetto approvato per il nuovo parcheggio di Corso Galileo Ferraris è stato preparato nuovamente senza ascoltare né il Museo Pietro Micca né il Comitato e quindi i cittadini. E i cittadini sono trovati di fronte ancora una volta a uno stato di fatto in cui i ritrovamenti dell'antica cittadella di Torino vengono in parte tombati dentro una stanza sotterranea di difficile accesso e invisibile dall'alto, in parte addirittura demoliti per consentire il passaggio delle auto. La tanto ventilata idea di creare un boulevard in superficie in realtà viene cassata dal fatto che un parcheggio di circa 100 posti auto verrà comunque realizzato in superficie. Il Comitato in questo senso non può accettare la situazione e soprattutto non può accettare il fatto che la nostra storia, la nostra cultura e anche un fortissimo richiamo turistico vengano praticamente cancellati dalla memoria e sepolti sotto un parcheggio. Carlo Comoli, siamo qui davanti per cercare di dar voce alla cittadinanza che ancora una volta è stata esclusa dalle scelte del comune, che ha pensato bene di realizzare un grande parcheggio sotterraneo invece che davanti alle molinette agli ospedali, proprio qui in piena area archeologica. Ha demolito completamente oltre 80 metri di una galleria perfettamente conservata, ha fatto in modo di non interrare le macchine, perché in realtà siamo appunto a capo, le auto non spariranno dalla superficie a differenza della propaganda del comune, quindi avremo un pezzo della storia di Torino in meno, le auto in superficie, quindi non si realizzerà nessun boulevard, come dice il comune, come continua a propagandare la giunta. Tutto questo non è a costo zero, a differenza di quanto dice l'assessore Rubatti, dice costo zero. E come si dice in piemontese, le balle formas, non è a costo zero. Sono 4 milioni di euro già stanziati dalla regione sulla legge Tognoli, più altri 3 milioni 100 mila euro di compensazioni, che fanno circa il 50% del costo del parcheggio. Quindi i torinesi, i piemontesi in generale hanno dovuto pagare direttamente o indirettamente 7 milioni di euro per un parcheggio che non soltanto a nostro giudizio sarà totalmente inutile, perché buona parte dei parcheggi interrati in centro sono semivuoti, ma i torinesi stessi si vedranno depauperati di qualcosa che era loro, di una parte importante della loro identità e che non hanno più. Non si parla assolutamente nel nuovo progetto approvato l'altra settimana in comune di ricostruzioni. Quello che è stato ritrovato verrà nascosto, non sarà accessibile e quindi noi non siamo assolutamente d'accordo. Abbiamo lanciato una petizione online che da ieri ha raccolto oltre 700 firme e facciamo appello ai torinesi e anche alla giunta per la sospensione del progetto, la sospensione, la modifica, l'annullamento del progetto. Non siamo d'accordo su questo modo di gestire le opere pubbliche, non siamo d'accordo su quello che è venuto fuori e non siamo d'accordo sul fatto che qui abbiano distrutto una parte della nostra eredità e nessuno ne sappia niente e nessuno ne risponde. Fernanda Lariccia e parlo sia come cittadina che anche a nome del comitato di cui faccio parte, che anch'io sono allibita da quello che è successo, nel senso che se Torino da una parte viene spinta ora ad abbracciare di nuovo la parte turistica e culturale di sé perché è stata abbandonata dall'industria, tra virgolette, non possono nemmeno sottrarre una parte importantissima come i ritrovamenti di queste gallerie, cui peraltro si sapeva già, si conosceva già l'esistenza. E la soluzione che hanno trovato, senza peraltro informare un comitato e tutti i cittadini che hanno firmato e che ci tenevano a questi ritrovamenti storici, sia una soluzione assurda, una camera di 300 metri quadri tombata che verrà visitata da chi lo sa, dalle scolaresche, ma non sarà certo per Torino quello che si aspettava fosse, quindi un elemento in più di interesse culturale, storico e turistico. È fondamentale per il Comitato Pietro Micca quello di poter rendere visibili i ritrovamenti. Questi ritrovamenti fanno parte di un più ampio polo museale che mette in correlazione il maschio della cittadella dove ci siamo trovati oggi, il pastis, il museo Pietro Micca, e quindi questo era veramente il tavolino a quattro gambe che in questo momento traballa perché non possiamo pensare di prendere di questi reperti archeologici e nasconderli, metterli sottoterra,
ulteriormente demolirne una parte, perché questa è nel progetto per una rampa, verrà comunque demolita un'altra parte. Erano molto importanti questi reperti come patrimonio identitario e noi li volevamo in plein air, nella possibilità appunto di poterli utilizzare proprio come un parco archeologico fruibile da tutti i cittadini in pieno centro città. Quindi una cosa veramente eccezionale questo ritrovamento, che non è stato rivalutato, non è stato utilizzato come polo di attrazione per appunto le cose che avevamo già, che sono appunto questo Museo Pietro Micca, che è un museo eccezionale che conoscono in tutta Italia e forse conoscono meno i torinesi. Emiliano mi conosco. Viviana Ferrera. Grazie.